Sesta corsa, premio Bronchi Combustibili, 120 anni, sono cavalli anziani di buona categoria. 1 Vastas Fond Mil, Maurizio Cheli, 2 Zoccolo Jet, Vincenzo Piscuoglio, 3 Zitruna, Salvatore Valentino, 4 Vacanza Jet, Salvatore Cintura Junior, 5 Zero Bispris, Luca Fierro, 6 Ambra Griff, Gennaro Mitrano. In seconda fila 7 Tinto, Antonio Di Nardo, 8 Zeus Tecca, Marco Basile, 9 Axis di Girifalco, Roberto Vecchione. Rinuncia velocissima Ambra Griff. È subito ai fianchi di Vacanza Jet che fa il gesto di prego si accomodi, e quindi Ambra Griff al comando sulla prima curva, spesa decisamente relativa per una cavalla come lei. Vacanza Jet in seconda posizione a precedere Vastas Font Mail, poi vediamo Zeus Tecca, quarta la corda, 14,3 primi 200 metri da parte della figlia di Varenne che conduce. In quinta posizione alla corda è Zitrunas davanti a Zio Robis Priest. Intanto 400 metri in 29,3. Ambra Griff al comando, di fuori vediamo Zoccolo Jet nella posizione più scomoda, con in schiena Axis di Girifalco, 600 metri in 44,8, passaggio davanti alle tribune, sempre Ambra Griff, battistrada su Vacanza Jet, Vastas Fond Mail, poi Zeus Tecca, all'esterno Zoccolo Jet, la cui scia non è certo produttiva sia per Axis di Girifalco che per Tinto, che ne seguono le mosse, ma il ritmo è molto veloce, 59 scarsi il primo giro. Sono Ambra Griff è ancora nettamente padrona della situazione, Vacanza Jet la segue bene lungo la corda, si è scavato un piccolo gap fra le prime due e Vastas Font Mail, poi ancora Zeus Tecca in quarta posizione. Poco produttivo il treno esterno, ci prova ora Roberto Vecchione con Axis Girifalco che è ancora molto indietro. Ambra Griff è in vantaggio, Vacanza Jet la sta seguendo però da molto vicino. Poi più indietro è Vastas Font Mail, ultima curva passata dalla figlia di Varenne. Numero 2 Zoccolo Jet, 14,8, retta d'arrivo, ci prova Vacanza Jet, Ambra Griff un po' appesantisce l'azione, Vacanza Jet ci prova, ultimi metri, Vacanza Jet va all'attacco ed è Vacanza Jet che batte Ambra Griff, mentre il terzo posto è per Zeus Tecca su Tinto. 29,6 a chiudere, ma notevole l'ultimo giro per Vacanza Jet, Salvatore Cintura Junior per il training di Papà Natale, la scuderia Crazy Doctors, la figlia di Pine Chip, ha seguito la rientrante Ambra Griff, la colta in crisi negli ultimi 100 metri e l'ha battuta anche nettamente, quasi di un cavallo. Vacanza Jet, secondo posto per Ambra Griff, mentre al terzo il lotto di Zeus Tecca. È tutto per la sesta di Cesena.